Ciao a tutti, io sono Carlo Antonio Venier e sono di fronte alla mia azienda che è situata nel comune di Lestizza, precisamente a Nespoledo, vicino a Villa Caccia. Questa esperienza io l'ho iniziata ormai 10 anni fa, quando ero ancora quarantenne. La mia idea, dopo aver fatto diverse esperienze sia all'estero, a Londra, sia in altre regioni, prevalentemente nel campo commerciale, era quella di iniziare un'attività in proprio. Avevo dei terreni di famiglia, che erano i terreni che mio nonno aveva qua in questo paesino, no, della bassa friulana, li aveva comprati per la madre. La storia è abbastanza lunga, no, come al solito. Fatto sta che questi terreni, per diverse vicissitudini, erano rimasti ai pochi parenti che vivevano qua nella zona, e io avevo idea di poterli utilizzare. La prima idea che mi veniva in mente era quella di fare una piccola cantina, no? Quindi iniziare a vitare i terreni che avevo a disposizione. Certo che anche al tempo ero già in un mercato molto maturo, quindi un investimento iniziale importante, e poi bisognava entrare in competizione con tutte le cantine già avviate, quindi il progetto era un po' arduo. E mentre io cercavo una soluzione a questo mio desiderio di intraprendere una nuova attività, la birra, leggo casualmente, no, il giornale locale, il Messaggero Veneto, e scopro che la birra è diventata un prodotto agricolo. Conoscevo esclusivamente le birre artigianali che già si facevano in regione. In quel momento lì esisteva già la birra di Sauris, Zare, e la birra di Trieste, Cittavecchia, no? Mi piacevano, e ho detto mi piacerebbe anche a me fare qualcosa di questo tipo. Bene, allora ho iniziato a indagare nel modo più semplice possibile, cioè attraverso delle ricerche su Google, e ho scoperto che nell'Ateneo di Udine si teneva il primo corso su tecnologie della birra che era stato fatto in Italia. Quindi mi misi in contatto con il docente, che mi diede molte informazioni utili per iniziare. Il resto delle informazioni, diciamo che le ho ricavate direttamente da internet, no? Quindi io ero in una condizione che non sapevo bene che relazione ci fosse tra il malto e l'orzo. Molti vedo che fanno difficoltà, no, a sapere questo tipo di informazioni, e sembrava che anche nel nostro Friuli, no, dalle mie ricerche, fosse possibile iniziare un'attività di questo tipo, cioè produrre la birra partendo dalle materie prime coltivate in un'azienda agricola. Non c'era in quel momento nessuno in Italia che aveva fatto ancora qualcosa del genere, perché la legge era appena stata emanata. Allora sì, si è scoperto che l'orzo veniva bene, sì, quello per uso zootecnico, ma anche quello per uso birrario. Sul luppolo c'erano un po' di ricerche, sempre dell'Ateneo di Udine, e si era visto che le attività, le varietà americane sicuramente erano più promettenti, no, nel nostro terroir rispetto alle varietà tedesche. E così abbiamo iniziato. Abbiamo fatto un progetto, ho fatto un progetto, no, utilizzando il capannone che si intravede dietro questa sala degustazione. Una volta definita un po' quale doveva essere la struttura, no, che avrebbe ospitato il birrificio, compresa di uffici chiaramente, di celle frigo o celle di rifermentazione, mi sono trovato di fronte a un calcolo economico, no? Perché il progetto era di un certo tipo, no? Sebbene partivo, diciamo, avvantaggiato già con dei terreni, no, di famiglia, poi è molto impegnativo costruire dal punto di vista economico un birrificio, soprattutto uno da 20 ettolitri. E in quel momento i piani di sviluppo rurale, cosiddetti PSR, no, non ce n'era nessuno attivo per le mie esigenze, e dopo 6 mesi di ricerca sono riuscito a trovare una fonte di finanziamento
a Roma, di Smea, che finanziasse questo progetto. Sono stato l'unico in regione ad attingere a questa fonte di finanziamento. Chiaramente mi sono avvalso anche di un consulente, perché dal punto di vista burocratico, come succede spesso in questi casi, non è facile. Non è facile districarsi, no, tra tutta questa carta. Bene, abbiamo fatto l'applicazione, il progetto è stato, no, accettato, no, perché era molto interessante, trattandosi di una filiera corta, e poi abbiamo iniziato, abbiamo lavorato a step. No, diciamo, abbiamo iniziato inizialmente con la ristrutturazione dello stabile attuale. A quel punto ci rimaneva solamente, no, da iniziare l'attività. Io chiaramente non avevo nessuna competenza da mastrobirraio, e pertanto mi sono avvalso di una figura esterna, di un consulente, che possiamo dire anche chi è, Giampaolo Tonello, che è un tecnico che dà assistenza ai birrifici sia qua in Friuli che in Italia, ma anche all'estero, soprattutto in Spagna, che sappia io, a Malta. Quindi una persona che aveva già molte competenze nel campo, e insieme a questa persona ho preso il primo mastrobirraio, che non era altro che un neolaureato nella facoltà di Scienze Alimentari dell'Università di Udine, con cui abbiamo iniziato questa avventura. Quindi partivamo da pochissime conoscenze, con un mercato tutto da creare, con pochissime competenze anche di tipo agronomico, e commerciali abbastanza, perché i miei lavori in precedenza erano stati tutti in campo commerciale. Da qui io penso che possiamo adesso spostarci all'interno, no, del birrificio, per vedere qual è il birrificio e le cose che vengono fatte all'interno, quali sono le diverse fasi che partono dalla macinazione del malto per arrivare alla produzione della birra finita. Adesso ci siamo spostati nella sala di produzione. Qua alle mie spalle, no, ci sono i 3 tini in cui viene prodotto il mosto. Io adesso spiegherò molto brevemente, no, come avviene la produzione della birra. Diciamo che si parte da qua. Questo è un mulino. Qui viene ci sono 2 rulli all'interno di questa macchina che vanno a comprimere i chicchi di malto. I chicchi di malto compressi vengono portati attraverso questa coclea, nel tino, il tino di miscelazione. Il tino di miscelazione avviene l'ammostamento, che è la prima fase per la produzione del mosto. Metto solamente in luce che in questa fase si decide se avremo una birra corposa o una birra secca. Questa attività viene svolta dagli enzimi che vanno ad attaccare i diversi l'amido o gli zuccheri fermentescibili che ci sono all'interno del malto, e riesce a definire la secchezza o la corposità di una birra. Da questo tino ci spostiamo attraverso questo motore, questa pompa, nel secondo tino. Il secondo tino si chiama tino filtro, proprio perché svolge la funzione del filtro. C'è una lastra di metallo forata, sotto questo tino c'è un finto fondo. Tutto quello che noi spostiamo, questa sostanza eterogenea composta da acqua più malto macinato, viene portata qua e viene fatto filtrare la parte acquosa nel finto fondo e rimontata sopra, per estrarre più zuccheri possibili dalla fase solida e portarli nella fase liquida, che sta per diventare il nostro mosto. L'ultimo step, quindi, una volta che noi abbiamo separato la fase solida dalla fase liquida, dobbiamo recuperare la fase liquida e la spostiamo nel terzo tino. La fase solida
a questo punto si chiamerà trebbie in linguaggio tecnico ed è costituita prevalentemente dal malto da cui sono stati estratti gli zuccheri, quindi c'è molta fibra, ancora qualche zucchero residuo ed si può utilizzare sia come ammendante in campagna sia per alimentare in zootecnia. Ultimo tino di bollitura. Qua avvengono delle reazioni importanti, nel senso che qua avviene la luppolatura. La luppolatura ci aiuterà a dare sia l'amaro, no? Le birre sappiamo tutte, no? Che hanno un loro amaro caratteristico, alcune sono più amare, altre meno, e l'aroma che è dato dagli oli essenziali che si trovano nella lupolina. E questo avviene in questo tino. Poi c'è la bollitura che dura più o meno un'ora e ci aiuta a far coagulare delle proteine. Una volta finite queste due diciamo, operazioni, noi dobbiamo portare il nostro mosto a una temperatura adatta a farlo trasformare da liquido zuccherino a un liquido alcolico. Questa operazione viene svolta dai lieviti. Dobbiamo portare la temperatura da una temperatura di bollitura, cioè sui 98 gradi, a una temperatura in cui questi lieviti lavoreranno bene e lo facciamo attraverso uno scambiatore di calore in cui un flusso di acqua gelida, cioè a 2-4 gradi, incontra il flusso di mosto e quindi il mosto cederà il suo calore e diventerà freddo. Decidiamo noi la temperatura attraverso dei regolatori e l'acqua diventerà calda e verrà utilizzata per produzioni successive o per lavare l'impianto. Quindi una volta fatto questa cosa qua viene portata, come dicevamo, nei nostri tini di fermentazione e nei tini di fermentazione noi aggiungiamo dei lieviti. Questi sono dei lieviti selezionati a seconda delle caratteristiche che noi vogliamo dare alla nostra birra. Qui alle mie spalle ci sono i tini di fermentazione e maturazione e qua decidiamo che birra fare. Vogliamo fare una birra a bassa fermentazione? Vogliamo fare una birra stile belga? Qua scegliamo il lievito appropriato a dare un determinato profilo aromatico. Quindi diciamo per un cenno così veloce ci sono le basse fermentazioni che lavorano a temperature più basse sui 10 gradi, i lieviti, e la temperatura viene controllata attraverso un impianto di raffreddamento che fa passare il glicole nella camicia interna ai fermentatori in modo tale che il calore sviluppato dal lavoro dei lieviti viene tenuto controllato da questo glicole che passa nella camicia interna. Quindi dicevamo le basse fermentazioni lavorano prevalentemente a una temperatura massima di 10 gradi, quelle ad alta fermentazione o le birre ale, no, in generale lavorano meglio a una temperatura sui 20 gradi che enfatizza anche un po' il loro profilo aromatico. Una volta avvenuta la fermentazione, che di solito avviene nel giro di 3-5 giorni, noi abbiamo già la nostra birra. Ok, quindi abbiamo una soluzione alcolica aromatizzata con degli aromi che derivano dalle materie prime, che sono il luppolo e il malto. Fatto questo, abbiamo la birra finita? No, non abbiamo la birra finita. Dobbiamo aspettare ancora qualche settimana che avvenga la maturazione. È la stessa cosa che succede nelle cantine di vino, in fondo. Aspettiamo queste 2, 3, 4 settimane a seconda della tipologia di birra che stiamo facendo, dopodiché siamo pronti per imbottigliare e infustare. Ci siamo spostati dai fermentatori al tino di priming, che è la fase proprio che precede l'imbottigliamento o infustamento della nostra birra. Noi abbiamo una birra in questo momento, cioè nei nostri fermentatori, che è una birra piatta, cioè senza la CO2.
noi dobbiamo avere un prodotto gasato nei nostri fusti, nelle nostre bottiglie, e i birrifici artigianali di solito utilizzano questa tecnica. Prendono la birra, che come abbiamo detto è piatta, però che ha ancora presenti al proprio interno dei lieviti, no? che sono in grado di lavorare. Si sono mangiati tutti gli zuccheri del malto che potevano mangiarsi, però sono ancora attivi. Noi ci aggiungiamo un po' di zucchero e poi attraverso l'imbottigliatrice oppure l'infustatrice andiamo a mettere il liquido, no? La nostra birra, all'interno dei contenitori. Li tappiamo o li chiudiamo nel caso dei fusti e li trasferiamo in una cella chiamata camera calda, dove viene tenuta una temperatura sui 20-25 gradi. I lieviti, che sono ancora attivi, iniziano a mangiare gli zuccheri e nel loro metabolismo vanno a produrre della CO2 e mangiarsi tutto l'ossigeno. L'ossigeno è quello che crea l'ossidazione, questo lo fa su qualsiasi tipo di cibo. Se noi lasciamo una birra per un'ora, no, su un tavolo, ammettendo che sia ancora fredda, la proviamo ma non è più tanto buona, no? Si sente questo sapore un po' di cartone, che è un sapore tipico dell'ossidato. Allora la rifermentazione ci aiuta a tirare via tutto l'ossigeno, quindi a eliminare il potenziale ente ossidante e a dare la gasatura alla nostra birra, e questo è il metodo, diciamo, più utilizzato nei birrifici artigianali, e dà una conservabilità molto lunga, perché una volta noi siamo sicuri di essere a ossigeno praticamente zero. Infatti noi diamo delle scadenze della nostra birra abbastanza lunghe, no? Che vanno dagli 8 mesi all'anno e mezzo. Siamo qua sempre all'interno del birrificio Villa Casil per fare un cenno sulla differenza che c'è tra le birre artigianali e le birre industriali. Allora, la prima cosa che differenzia le due birre è il fatto che una è pastorizzata, mentre le birre artigianali non sono né microfiltrate né pastorizzate. La pastorizzazione è un processo che porta a, diciamo, eliminare tutta la vita che c'è all'interno della birra. Quindi si porta a una determinata temperatura il liquido e se ci sono lieviti selvaggi, batteri, questi muoiono. Quindi noi siamo sicuri che non c'è nessuna forma di vita all'interno della birra. Questa attività di pastorizzazione porta a abbassare il profilo aromatico della birra. Quindi la più grossa differenza, no, che c'è tra la birra artigianale e la birra industriale è che la birra artigianale dal profilo aromatico è sempre più fresca e più profumata e più saporita rispetto alla birra industriale, proprio per questo processo di pastorizzazione. Di conseguenza abbiamo anche una differenza dal punto di vista economico. La birra industriale solitamente è un prodotto che si trova sullo scaffale a un prezzo molto contenuto. La birra artigianale invece ha un valore economico molto alto. Uno, perché pastorizzare una volta che hai le macchine è facile, mentre tenere lontani i lieviti selvaggi, i batteri che si trovano nell'aria dalle bottiglie e dai fusti è una cosa molto più complicata. Infatti in un birrificio artigianale solitamente per produrre un litro di birra si utilizzano 11 litri di acqua. Vuol dire uno viene utilizzato per fare la birra, tutti gli altri sono per lavaggi. Adesso ci troviamo nella sala degustazione del birrificio Villa Casil. Questa sala è molto recente rispetto alla costruzione del birrificio, l'abbiamo fatta 3 anni fa. La sala è l'ultimo step, no, che dovevamo fare proprio per dare un'accoglienza sia ai nostri clienti, no, della ristorazione, ma dare anche un punto di riferimento per gli amanti della birra artigianale,
che soprattutto in estate, visto che siamo in una zona di campagna, vengono a trovarci fortunatamente in gran numero. L'azienda è un'azienda agricola, come abbiamo detto all'inizio, si estende su una superficie di poco meno di 12 ettari e di questi 12 ettari noi abbiamo dedicato alla coltivazione del luppolo un campo friulano, quindi vuol dire più o meno 3.500 metri. In questi 3.500 metri noi produciamo all'incirca un 400 kg di luppolo con questi, secco. Okay. Con questi 400 kg di luppolo noi abbiamo l'autonomia necessaria per produrre all'incirca 1 migliaio di ettolitri di birra, il che non significa che noi utilizziamo solamente il nostro luppolo. Diciamo che noi abbiamo 4 varietà di luppolo, ma sul mercato commercialmente ce ne sono 200 di varietà, no? Che hanno caratterizzate tutte per aromi diversi. Quindi ci sono delle varietà che sono protette da brevetto e queste varietà diciamo che siamo costretti, tra virgolette, a comprare sul mercato perché non sono coltivabili direttamente. Diciamo che no, in linea di massima sarà il 70-75% di luppolo aziendale, il resto viene acquistato fuori. Per quanto riguarda l'altra materia prima, no, fondamentale per la produzione della birra, cioè il malto, noi cosa facciamo? Coltiviamo ogni anno all'incirca 5 ettari e mezzo di orzo, lasciandolo libero, quei terreni lasciandoli liberi l'anno successivo, in modo da dare una rotazione agraria efficiente per continuare a produrre una certa quantità di prodotto. Da questi 5 ettari e mezzo noi ricaviamo all'incirca 25 tonnellate di orzo che mandiamo in Austria a maltare, perché l'orzo così com'è è impossibile utilizzarlo. Molti mi chiedono perché lo mandate in Austria a maltare e non utilizzate malterie in Italia, perché in Italia ci sono 3 malterie, sono tutte posizionate nel sud Italia e sono a una distanza che è circa 3 volte rispetto alla malteria austriaca che si trova a Vienna. Quindi noi trasformiamo, diciamo, solamente il malto, così chiamato malto base, quello che viene utilizzato, no, per circa il 90-95% per la produzione della birra. Tutti gli altri malti, i malti così chiamati speciali, li andiamo a comprare sul mercato perché le quantità, no, viste le proporzioni, sono molto contenute e dal punto di vista economico sarebbe poco sostenibile andare a trasformare piccole quantità di orzo in malto speciale. Bisogna sapere che le malterie, no, sono tutte malterie industriali e le quantità di 20 tonnellate per loro sono poche, no? E quindi noi o gli diamo le quantità grandi che possono essere utilizzate nei loro impianti oppure non se ne fa nulla, no? È impossibile fare qualcosa. Bene. Quindi diciamo che noi abbiamo fatto, no, come produzione aziendale, no? Abbiamo iniziato con chiaramente qualche centinaio di ettolitri all'anno per arrivare a un massimo di 1000 ettolitri di produzione annuale. L'ultimo anno è stato un anno di pandemia, quindi per 4 mesi non abbiamo lavorato, ma varie coincidenze ci hanno portato a produrre, a produrre quantità veramente importanti di birre nei 4 mesi che avevamo a disposizione, no? E quindi diciamo che quest'ultimo periodo siamo abbastanza soddisfatti, nonostante veniamo da 4 mesi praticamente di fermo, no, di produzione. Adesso noi 2 anni fa, appena poco dopo l'inizio della pandemia, abbiamo trasformato questa sala degustazione in cui si faceva solamente la degustazione della birra abbinata a prodotti tipici locali, quindi prodotti freddi che erano formaggi particolari del Friuli Venezia Giulia oppure salumi, l'abbiamo trasformata in agriturismo. Questo agriturismo non è il classico agriturismo, no? Dove ci sono i piatti, il primo, il secondo, eccetera. Noi facciamo poche cose
e trasformiamo prodotti presi prevalentemente da altre aziende agricole. Il mais invece è un'altra cosa che produciamo noi internamente quando andiamo in rotazione con l'orzo, dove non mettiamo l'orzo, mettiamo il mais, e con quel mais lì facciamo le nostre polentine fritte. Poi facciamo gli arrosticini di pollo, maiale e bovino. E questa è una cosa, no, che ci caratterizza, non ci sono altri posti in Friuli dove si fanno questa tipologia di prodotto. E poi facciamo degli hamburger di pezzata rossa, che è una varietà tipica del Friuli Venezia Giulia, teoricamente una carne molto saporita, un po' più dura, ma siccome viene macinata negli hamburger solitamente viene molto apprezzata anche dai nostri clienti, quindi una carne saporita, no? Come caratteristica principale. Solitamente, no, avendo tante tipologie, come potete vedere, no, su questo tavolo di birre, chi viene a trovarci, no, nella nostra sala degustazione, possiamo dare sempre un consiglio su come abbinare le nostre birre a uno dei nostri piatti. Dopodiché sta al gusto anche della singola persona scegliere, no, se ha una preferenza di birra rispetto a un'altra. Qua abbiamo tutta la collezione, no? Tutta la serie delle nostre tipologie di birre. Sono nel formato, in questo caso da 0,5 litri. Abbiamo anche altri formati, le bottigliette da 33, no? Soprattutto per i clienti che hanno bar, no? Oppure abbiamo i fustini da 5 litri che vengono utilizzati prevalentemente nel periodo primaverile, no? Da gruppi di ragazzi o di adulti. E poi, come dicevamo, all'interno produciamo anche i fusti da 24 litri per uso professionale. Faccio una piccola carrellata, cerco di essere una carrellata veloce sulle tipologie e sugli stili delle birre. Diciamo che il grado alcolico solitamente va dai 4,7 gradi ai 5,5 gradi. Fa eccezione solamente una birra, e questa qua si chiama Straripa ed è una Belgian IPA che ha 7 gradi alcolici, come nella tradizione delle birre belghe, insomma, che di solito sono birre abbastanza importanti. Le altre birre ci sono delle birre aromatizzate. Qui abbiamo la birra chiamata Codebuie, è aromatizzata invece che col luppolo con la canapa sativa di un'azienda sempre della zona di Pantianicco. Un'altra birra aromatizzata è questa qua, si chiama Rugiada, a 4,7 gradi, e per aromatizzarla, oltre a un po' di luppolo, utilizziamo i fiori di sambuco e il limone. Come si può capire, è una birra stagionale ed è una birra molto fresca, no? Utilizzata per dissetarsi, è una birra che piace molto alle donne solitamente. Sebbene non ha nulla a che fare con le Radler, no? Molti pensano al fiore di sambuco, una birra dolce. Come dicevamo all'inizio, le birre artigianali hanno all'interno i lieviti e quindi la presenza di zucchero in ogni caso non è possibile, perché lo zucchero viene trasformato in alcol dai lieviti ancora presenti nella birra. Possiamo fare un inciso, no, sul fondo delle bottiglie, sebbene noi adesso stiamo lavorando abbastanza bene, quindi il lievito non si formano proprio dei tappi di lievito, si può vedere che c'è una velatura di lievito. Quelli lì sono i lieviti che col tempo tendono a decadere e stanno sul fondo delle bottiglie, quindi chi deciderà di bere la bottiglia sa che l'ultimo goccio di birra avrà un colore opalescente. Quello è una birra piena di lievito, il cui solitamente, no, se la birra insomma è abbastanza fresca, quel lievito lì non crea nessun problema e il sapore solitamente non viene percepito come qualcosa di diverso rispetto alla birra che viene contenuta insomma all'interno della bottiglia. Per andare avanti nella nostra carrellata
abbiamo una Summer IPA, una birra estiva con 4 gradi e 7. Sì, esatto, 4 gradi e 7. La caratteristica di questa birra è sicuramente un amaro accentuato, una grossa quantità di luppolo, quindi una birra bella aromatica, e viene utilizzata anche la tecnica del dry hopping, la tecnica che aiuta a dare i profumi alla birra. Vengono utilizzati dei luppoli speciali, per cui appena l'utente porta questa birra al naso si accorge subito che è una birra molto profumata. Poi abbiamo una Pale Ale, una birra da 5 gradi e mezzo, una birra piuttosto corposa in cui una parte, no, degli zuccheri sono rimasti all'interno della birra, non sono stati mangiati dai lieviti perché questi zuccheri hanno delle catene più lunghe e quindi diciamo che i lieviti non sono in grado di mangiare queste catene di zuccheri e questi danno un senso di pienezza in bocca. Una Blanche, stile Blanche, viene fatta con del frumento in fiocchi, e la caratteristica, diciamo che molti la vogliono fare assomigliare alla Weizen. In quel caso lì viene utilizzato sì del frumento, ma viene utilizzato del frumento maltato. Poi c'è una birra rossa, una birra classica, una Irish Red Ale. Ci sono dei malti speciali che vengono utilizzati, 5% di malti speciali, che conferiscono questi colori, diciamo, rossastri alla birra, e soprattutto in bocca abbiamo un sapore di biscotto, caramello. È questo che caratterizza le birre rosse, e questa caratteristica viene data, come abbiamo detto, dai malti. Un'altra birra, no, a cui siamo molto affezionati è questa birra Coni Kazil, no, dal nome molto strano, e si rifà al fatto che Kazil ricorda il nome del birrificio, Villa Kazil, e Coni perché vengono utilizzati per la sua produzione i coni di luppolo ancora freschi, appena raccolti. A settembre, quando noi raccogliamo i nostri luppoli, una giornata la dedichiamo alla produzione di questa birra. Quindi raccogliamo i coni freschi, li mettiamo in infusione e avremo questa birra che, se avrete l'occasione di provarla, sentirete è molto delicata in bocca e molto profumata. Bene, siamo arrivati alla conclusione del nostro tour virtuale del birrificio Villa Kazil. Io colgo l'occasione per ringraziare tutti, no, quelli che hanno visto questo breve video. Vi aspettiamo qua a Villa Kazil, io insieme al mio staff. Vi ricordo che siamo a Nespoledo di Lestizza, in via Vittorio Veneto. Potrete trovare maggiori informazioni sia sulle tipologie di birra, sia sulla location, sia sulle aperture che abbiamo qua e i cibi che offriamo ai nostri clienti durante i fine settimana, sulla nostra sito web www.villakazil.it, oppure sui nostri social sia Facebook sia Instagram.